Il fango dell'alluvione ha coperto i colori politici facendoci lavorare tutti assieme. Anche per Achille Variati, sindaco di Vicenza, l'ordinanza presentata oggi dal governatore Zaia, commissario per l'alluvione, sancisce un momento cruciale. Lo stanziamento definitivo di 161 milioni porta infatti alla fase di liquidazione per privati e aziende. Dai prossimi giorni potranno presentare le pezze giustificative delle spese sostenute, ottenendo la copertura del massimo contributo cedibile a norma di legge. Per le imprese il 75% del valore del danno ai macchinari, il 30% del valore delle scorte, il 75% del valore degli arredi persi e il contributo per la sospensione dell'attività. Per le famiglie, sempre entro un tetto di 30.000 euro, il 75% delle spese per i beni mobili e anche per il ripristino dell'immobile. Il fatto di dare certezza ai cittadini che avranno rimborsi fino al 75% dei danni subiti e ripristinati, è chiarezza e tutto ciò che è chiaro è positivo. Sono in fase finale intanto gli interventi attivati dai giorni stessi dell'alluvione per risistemare argini e opere idrauliche, ma sono anche state finanziate le prime 3 casse di espansione, tra cui nel Vicentino quelle di Trissino e Caldogno. Restano da finanziare ulteriori 9 casse di espansione, che sono quelle di grande messa in sicurezza del territorio, che oggi non sono finanziate perché non ci sono risorse, però è altrettanto vero che combattiamo, come l'abbiamo fatto in questi 9 mesi, portando a casa 371 milioni di euro dal governo, dall'Europa, dalle donazioni per poterli poi erogare per l'alluvione.